L'omicidio del 39enne Bledar Dedi a Paderno del Grappa, eseguita in mattinata l'autopsia sul corpo martoriato di coltellate, il fendente mortale alla schiena a colpire un'unica mano assassina. Lunedì, luogo del delitto e auto della vittima all'esame degli specialisti della RIS di Parma. Intanto il sindaco di Asolo esprime vicinanza alla famiglia della 39enne. Duplice omicidio a Paese. Massimo Pestrini il 13 marzo si presenterà davanti alla Corte d'Assise. Se dovesse cadere l'aggravante avrà lo sconto di un terzo della pena. L'autonomia passa al Senato, astenuta azione contraria Italia Viva, PD e Verdi. Il nodo per l'opposizione resta quello dei LEP. Esulta la maggioranza, la Lega ringrazia gli alleati. Rischiano di avere ricadute anche sull'esperienza dell'ex caserma Piave. Gli scontri tra centri sociali e polizia a Vicenza di certo non aiutano il rinnovo della convenzione, dice il sindaco Conte. Nuove regole per il calcolo ISEE e caos soprattutto tra le persone che vivono sole, costrette a chiedere i dati di conti e rendite alle famiglie d'origine. Animali selvatici, più di 2000 interventi del centro di recupero della provincia di Treviso nel 2023. Il riccio, la specie più frequente, ma è stato il recupero della lupa Elsa, l'evento più emozionante dell'anno. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna puntuale alle 21. Il tema, come sempre, è di estrema attualità. Abbassare i limiti a 30 km orari nelle città, se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. Ieri sera vi abbiamo chiesto di Fleximan, questa sera restiamo sui temi della mobilità con questa discussione che è in corso a livello politico, ma non solo politico, con il ministro Salvini che ha annunciato una direttiva in materia a strettissimo giro di posta. Questo quindi il sondaggio di Ring questa sera a partire dalle 21. Dicevamo la cronaca, non possiamo non iniziare dal delitto di Paderno del Grappa perché ci sono delle novità di giornata. Oggi sul corpo del 39enne martoriato ritrovato domenica è stata effettuata l'autopsia. L'esito ce lo racconta la nostra Daniela Sizzia. Bledar Dedi è stato raggiunto da numerose coltellate, oltre 20, tagli non profondi che sono stati riscontrati in tutto il corpo, anche sul collo e sulla testa. Ma il fendente che lo ha ucciso è stato quello che l'ha colpito al polmone, causando un'emorragia. La vittima è stata raggiunta da una coltellata mortale alla schiena. Sarebbe emerso questo dall'autopsia sul corpo del 39enne di origini albanesi, trovato morto domenica mattina in un'area boschiva di Paderno del Grappa. Un'aggressione feroce che non gli ha lasciato scampo, colpi inferti con estrema violenza probabilmente da un uomo. Bledar Dedi ha tentato con tutte le forze di difendersi e di evitare i colpi, tanto da cercare di fermare il coltello prendendo la lama con la mano. Questo farebbe pensare che non sarebbe stato immobilizzato, tante le ferite da difesa. Ora è caccia al killer. Nulla viene escluso, ma la pista più seguita è quella passionale. Sono stati effettuati anche dei prelievi per accertare se avesse avuto rapporti sessuali prima del decesso. Non solo, ma sono stati eseguiti anche accertamenti tossicologici. Intanto si passa a setaccio tutto, dal cellulare alle telecamere. Nulla viene tralasciato. Certo è che si tratta di un omicidio brutale che farebbe pensare a qualcuno che covava una profonda rabbia. La morte di Bledar Dedi risalirebbe al tardo pomeriggio di sabato. Dopo il lavoro al ristorante Antica Abbazia, l'uomo si sarebbe diretto subito in quella zona dove poi è stato aggredito. Con chi si è trovato e perché? Domande che attendono una risposta, un puzzle a cui mancano ancora molti tasselli. I carabinieri stanno ancora sentendo tutte le persone che frequentava il 39enne. Si cerca di capire chi potesse avere tanta rabbia da massacrarlo di colpi. Di certo un aiuto arriverà dagli uomini del RIS di Parma che arriveranno sul luogo del delitto lunedì prossimo.
Movente passionale, movente economico, una doppia vita, tanti punti di domanda. Si infittisce il giallo sul decesso di Bledar Dedia, il giardiniere tuttofare trovato morto domenica mattina nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa. Lunedì i tecnici del RIS di Parma andranno a scandagliare tutta l'area dove si è consumato il massacro del 39enne, padre di una bambina di 10 anni e un bimbo di 2, colpito con oltre 20 coltellate. Dopo che i militari hanno fatto una prima perlustrazione con il metal detector per rinvenire l'arma usata per l'assassinio, gli uomini del reparto investigazioni scientifiche controlleranno non solo il luogo del delitto, ma si concentreranno anche sulla Mercedes di Dedia, sotto sequestro, all'interno della quale sono stati trovati alcuni effetti personali della vittima, compreso il telefono cellulare che il o i killer hanno lasciato sul posto. Gli inquirenti infatti non tralasciano alcuna pista, compresa quella che ad agire siano state più persone. Intanto nella casa di Casella d'Asolo, dove il 39enne viveva con la famiglia, c'è solo dolore. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha voluto esprimere la sua completa vicinanza alla moglie e ai figli di Bledar Dedia. Come cittadinanza, come amministrazione, ci siamo già messi a disposizione della famiglia per qualsiasi tipo di necessità possa avere, in particolare nei confronti di 2 minori. Penso che da parte di tutti noi ci sia tutta la volontà di essere vicini a loro in questo momento tragico, in questo evento inspiegabile che sta facendo riflettere tutti noi. Un evento inspiegabile. Saranno l'autopsia e le indagini dei carabinieri del RIS a chiarire cosa possa essere accaduto tra sabato e domenica scorsi e a trovare le tracce per incastrare chi ha ucciso Bledar Dedia. Il duplice omicidio di Paese era l'anno scorso, in primavera. Massimo Pestrini il 13 marzo prossimo si presenterà davanti alla Corte d'Assise. Se dovesse cadere l'aggravante si procederà con il rito abbreviato e lo sconto di 1/3 della pena. Sarà la Corte d'Assise a decidere sulla sussistenza dell'aggravante e quella della convivenza. Se dovesse cadere si spiana la strada per il rito abbreviato. Il 13 marzo, insomma, i magistrati decideranno se Massimo Pestrin, che il 3 maggio scorso uccise a colpi di pistola il fratello e la cognata, potrà beneficiare di uno sconto di pena. Qualora la Corte d'Assise, come io sono convinto, escluderà l'aggravante, c'è un recupero del giudizio abbreviato che era stato chiesto e quindi comunque la riduzione di 1/3 della pena. Ma non solo. L'altro aspetto è la necessità, secondo noi, di una perizia psichiatrica necessaria per valutare la totale o parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, stante la presenza di elementi oggettivi e soggettivi che consigliano un approfondimento in questo senso. Primo fra tutti il fatto che non si capisce la ragione di questo duplice omicidio, né il motivo né tantomeno il movente. Lui continua a dire che non ricorda. Lui continua a dire che ha avuto un blackout, un cortocircuito, non riesce a spiegarsi le ragioni di questo duplice gesto. Massimo Pestrin quel 3 maggio era sceso in cucina armato di pistola, il fratello Lino e la cognata Rosanna a Trento stavano pranzando, lui li ha freddati con 11 colpi, poi era uscito di casa ed aveva chiamato i carabinieri. Numerosi bossi erano stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. In tutto pare che il 50enne abbia fatto fuoco 17 volte. Abbiamo ancora tanti fatti di cronaca da raccontarvi, però dobbiamo darvi conto di quello che è successo nel tardo pomeriggio in Senato, perché è passata, si tratta del primo passaggio, ma è passata la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. Sono stati 110 i sì, la maggioranza di centrodestra compatta, 64 i no, 3 gli astenuti. Ma vediamo il clima e cos'è successo poco prima della votazione. Procedimento elettronico del disegno di legge numero 615. Dichiaro aperta la votazione.
La seduta è iniziata alle 16:30 puntuale, ci sono state le varie dichiarazioni di voto e poi alla fine quello che vedete, l'inno d'Italia, in tanti lo stanno rivendicando, c'è chi dice sia partito dai banchi del Partito Democratico, chi del Movimento 5 Stelle, di fatto si sono uniti ai cori poi anche i meloniani di Fratelli d'Italia, mentre dagli scranni della Lega è stata sventolata una bandiera del Leone di San Marco. Su questo ci sono varie polemiche in corso, ma la polemica sta a zero per Luca Zaia, che parla di una giornata storica per la Regione del Veneto. Un grande risultato, una giornata storica e soprattutto è una pietra miliare alla quale poi si sommerà un'altra pietra miliare, il passaggio alla Camera, e quindi avremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e finalmente potremo dire di avere la legge quadro sull'autonomia per poter firmare l'intesa, cioè il famoso contratto tra la Regione e lo Stato. Il Paese non sarà assolutamente diviso, questa è una leggenda metropolitana che va sfatata, ma si pensi alla Germania, che è un'autonomia veramente importante ed è percepita da noi come una grande nazione. L'autonomia, modernità, il centralismo che sta letteralmente devastando il nostro paese è un centralismo medievale che non funziona più, tanto è vero che si dice che l'Italia ha 2 velocità, è vero, ma lo è per colpa del centralismo, non per colpa dell'autonomia, non esiste. Questo è un governo, è l'unico governo che ha scritto una vera pagina di storia, introducendo a dicembre 2022, nella finanziaria 2023, l'obbligo della definizione dei LEP e poi successivamente, qualche mese dopo, febbraio-marzo 2023, la legge Calderoli che porta, diciamo, i principi generali dell'autonomia, che è esattamente quello di cui stiamo discutendo in queste ore. Il 22 ottobre 2017 resterà una data storica, 2.378.000 venti sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia. Qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum, oggi diciamo grazie Veneti che ci siete andati, perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia. Di tutt'altro tenore il commento del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, che dice: la Lega gioisce ma è canto del cigno il provvedimento sull'autonomia differenziata che è stato votato oggi dal Senato. Dice Martella: non sarà la terra promessa raccontata, trattato come oggetto di scambio fra Lega e Fratelli d'Italia è diventato un modesto barattellum, il destino e l'assetto dell'Italia usato come merce in cambio del voto sul folle disegno del premierato. Questo il commento affidato poco fa alle agenzie di Andrea Martella del Partito Democratico. Ma facciamo un passo indietro per raccontarvi la giornata a Palazzo Madama con la cronaca di Anna De Roberto. Questa legge quadro, che porterà a far entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione. L'autonomia non è per forza un male, non è un vessillo per le regioni del centro-nord, ma la proposta di questo governo non ci convince. Dove sono i LEP? È del senatore Marco Lombardo Azione, la prima voce a parlare dagli scranni del Senato. Ore 16:30 si parte. L'atto conclusivo, la dichiarazione di voto sull'autonomia differenziata, finalmente sbarca in Senato, anticipata già dalle prime ore del mattino da decine di dichiarazioni e mezzo stampa. Preoccupato per equità sociale ed unità nazionale del Paese che questa legge mette fortemente a rischio il Movimento 5 Stelle del Veneto. La voce è quella della senatrice Barbara Guidolin. Parla invece di giornata importantissima, soprattutto per il Veneto, Mario Conte in qualità di presidente ANCI. Il voto è un passaggio cruciale per una riforma, dice, che unisce responsabilità e efficienza dell'azione amministrativa e risposte per i cittadini. Centrodestra che corre compatto con il senatore Luca De Carlo ieri a Ring. Io credo che i miei amici di percorso alleati vedano l'autonomia come noi oggi solo perché c'è un governo Meloni, non certo perché ci sono stati altri governi. Grazie al patto di maggioranza, all'urlo del senatore Romeo, Lega, così il capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Alberto Villanova. L'autonomia è il motivo che ci ha spinto tante persone come me a fare politica, a scendere nel campo della politica, ed è una bandiera che noi portiamo veramente alta perché è la bandiera che ci spinge a impegnarci ogni giorno per questa battaglia che, come dicevo, è una battaglia di tutti i veneti, una battaglia della regione, anche di chi non vota la Lega. Il primo voto contrario arriva alle 16:50 con Italia Viva. Questa non è una legge attuativa,
e come tutte le leggi deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse. Seguita da Alleanza Verdi-Sinistra con il senatore De Cristofaro. I primi sì arrivano invece da Noi Moderati, parla un emozionato Antonio De Poli, e dal Partito per le Autonomie. Vigileremo, così Forza Italia. Il Paese, Presidente, è già spaccato. Il nodo resta quello dei LEP, lo ribadisce il Partito Democratico in aula. Per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse e che il governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperire tali risorse. Così dunque al Senato, adesso si va alla Camera e poi ci sarà tutta la partita sui LEP. E noi torniamo alla cronaca, andiamo a Revine Lago, dove i carabinieri stanno indagando dopo l'aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, un alterco tra giovani probabilmente legato al mondo della droga, ed è mistero su dei colpi di pistola. Gli stessi carabinieri dopo alcuni sopralluoghi tendono a escluderli e caccia comunque agli aggressori. Fortunatamente non c'è stato nessun colpo d'arma da fuoco e l'ho appurato sentendo appunto le forze dell'ordine, perché è una cosa che desta parecchia preoccupazione all'interno di una comunità come la nostra, e da chi siano partite questi commenti non lo so. L'utilizzo di armi da fuoco sembrerebbe al momento escluso, ma l'aggressione ai danni di un ragazzo del posto, avvenuta nel tardo pomeriggio a Revine Lago, è comunque tutta da ricostruire. Gli stessi carabinieri sono stati nel cuore del borgo per verificare se vi fossero riscontri alle segnalazioni della prima ora. In paese, anche in mattinata, si vociferava di spari. Presumo che se fosse partito veramente un colpo d'arma da fuoco intorno alle 17:30 del pomeriggio, dove molte persone risiedono nella propria casa, si sarebbe sentito, e anche le forze dell'ordine sarebbero state tempestate di telefonate da parte dei nostri cittadini. La vittima avrebbe parlato di almeno 2 ragazzi stranieri che volevano derubarlo, raccontando di una bottiglia usata per le minacce, una violenza sia verbale che fisica arrivata fino alla chiesa di San Matteo, botte quindi e non botti. Da quello che ho potuto appurare c'è stato un diverbio tra 2 o più persone e questo diverbio è finito con una lite, con un'aggressione, e adesso le forze dell'ordine stanno cercando l'aggressore. Da quanto mi risulta è intervenuto un altro nostro cittadino perché ha sentito i rumori di schiamazzi per sedare gli animi, ma poi l'aggressore o gli aggressori se la sono data a gambe. I carabinieri di Cison di Valmarino non stanno escludendo nessuna pista, compresa quella del consumo e dello spaccio di droga, e caccia agli aggressori. Da quanto risulta sembrano di origine straniera, ma non sanno ancora di che nazionalità siano. Aveva rapinato 3 ragazzi minori, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 34enne ghanese. Gennaio 2020, una serata in casa, il proprietario è un 34enne ghanese, invita alcuni ragazzi, tra questi ci sono anche 3 minori, 2 sono ragazze. La serata ben presto cambia piega, il 34enne aggredisce i 3 giovanissimi con l'intento di portare via i soldi e i telefonini cellulari, fermati, picchiati e derubati. Sarà proprio grazie alla descrizione resa ai carabinieri da parte delle 3 giovani vittime che il 34enne viene identificato e denunciato. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno rintracciato e arrestato a Resana l'uomo sul quale pendeva un ordine di espiazione di pena di 3 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Santabona. È il fenomeno non solo social del momento, parliamo di Fleximan, che è stato oggetto del sondaggio di Ring di ieri sera e a sorpresa ha dimostrato di raccogliere parecchio consenso, con lui il 73,1% dei votanti. Urca! Vabbè. Beh, 73,1%. Altro che criminale, Fleximan sta seminando consensi. A confermarlo, se non bastasse il murale Sadui dedicato apparso in via del Padovanino a firma del noto writer Heavy Rain, anche l'esito del sondaggio di Ring di ieri sera. Alla domanda "condividete la sua azione?" a sorpresa ha risposto sì il 73,1% dei partecipanti, che sono stati oltre 2.500. Il no si è fermato a 26,9%. Un trend, quello degli odiatori del Velox, innescato con tutta
assoluta probabilità dalla vicenda del Velox killer di Cadoneghe, comune del Padovano, che ha immortalato multandoli la condotta di almeno 30.000 automobilisti, innescando una guerra senza precedenti contro le sanzioni, che poi sono state ritirate. Alla politica ora, dopo il 13° Velox, ha battuto il compito di interrogarsi su questi strumenti installati come dissuasori di velocità, percepiti dagli utenti però come un modo per far cassa. Io ho un autovelox e non l'ho mai utilizzato, o meglio, l'ho utilizzato una volta spento, perché credo che l'autovelox debba servire a ridurre magari la velocità in maniera preventiva, ma non a fare cassa per il comune. Negli passati molte amministrazioni li hanno messi anche per far cassa, bisogna essere onesti. Concordo con Pettenò che ci sono strade e strade. Io credo che su questo non bisogna farne un tema di partito, un tema ideologico. Nonostante nei suoi confronti la condanna della politica sia unanime, Fleximan è già stato eletto dai social un eroe, se non altro per aver innescato un dibattito sull'opportunità del Velox come strumento di sicurezza stradale in mano ai primi cittadini. Anche amministratore te lo fa capire. Faccio un esempio, a Castelfranco Veneto ho dovuto agire sulla leva dell'IMU per compensare le maggiori spese e qualcuno delle opposizioni mi aveva suggerito di mettere un autovelox. Ho detto, signori, guardate che a noi servono dei soldini per compensare maggiori costi energetici, queste cose qua, non per i soldi che derivano dall'autovelox, sono per fare sicurezza, non per far cassa. Marcon, che quindi ha confermato le impressioni, le dichiarazioni della prima ora, subito dopo l'atto di vandalismo ai danni dell'autovelox di Riese Pio X. Marcon, che nelle scorse ore è anche tornato sull'altra questione, quella del limite a 30 km all'ora nei centri cittadini, che tra l'altro è oggetto del sondaggio questa sera di Ring. Se lei mi chiede una opinione, se io farei di Castelfranco Veneto una città tutta a 30 all'ora, io gli risponderei di no. Dopo il caso di Bologna sull'estensione del limite dei 30 all'ora per gran parte del territorio cittadino, interviene il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un tema delicato, le estremizzazioni non pagano mai. Esistono zone che lo richiedono, spiega il sindaco, come quelle in prossimità delle scuole, ma se il limite venisse esteso a tutto il comune diventerebbe un fatto problematico. Intanto a Treviso MOM ha approvato il nuovo programma di esercizio 2024, entrato in vigore l'8 gennaio, che sta creando delle polemiche sui tagli delle corse dei bus. Programma che, spiega il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, deve garantire una corrispondenza tra domanda e offerta del servizio. Non sono state tagliate corse. Sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora. Se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti. Ecco. Una riorganizzazione studiata in seguito ad un'analisi svolta da una società specializzata che ha valutato gli orari meno frequentati, fa sapere il presidente della provincia, e che ha indotto MOM a rivedere il servizio anche in un'ottica di sostenibilità. A breve partirà infatti una sperimentazione delle corse a chiamata degli orari in cui c'è minore afflusso di persone e in quelli notturni. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quelli di Vittorio Veneto e in quelli di Treviso, che a breve partirà. Restiamo sulle strade, ma per un progetto, tra l'altro parecchio contestato da alcuni sindaci anche trevigiani, quello della Via del Mare. Nelle scorse ore a Venezia un nuovo tavolo. Da Palazzo Balbi si annunciano tempi rapidi per la partenza dei cantieri della Via del Mare. Il presidente Zaia ha firmato la convenzione con il consorzio SIS meno di 2 settimane fa e oggi la vicepresidente Elisa De Berti, con deleghe a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, e l'assessore al bilancio Francesco Calzavara hanno incontrato i sindaci favorevoli al progetto per un confronto e un aggiornamento su tempi e attività previste dall'iter tecnico e amministrativo. Entro 4 mesi il progetto definitivo dovrà essere completato e
e tutte le autorizzazioni e l'approvazione della progettazione, perché comunque dovrà passare in CIPES, dovranno essere concluse entro la fine dell'anno e poi potranno partire i lavori. Non tutti i sindaci sono completamente entusiasti delle modalità con cui si sta conducendo il progetto. Presidente della conferenza sindaci di Torre Veneto, la prima cittadina di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, fa parte invece di chi si dichiara soddisfatto. È sicuramente fondamentale, ma altrettanto fondamentale è la continuazione dalla rotonda a Tosano, ex Frova, fino al nostro territorio, perché gli flussi che vanno su Jesolo Lido e su Cavallino Treporti sono flussi importanti e da tanti anni aspettiamo una risposta e credo che questo sia il momento per continuare a ragionare e quindi completare quel importante tema della mobilità che tanto interessa i nostri residenti e i nostri ospiti. Una volta completata la Via del Mare bisognerà poi far capire il funzionamento di pedaggi ed esenzioni, visto che non ci saranno gli abituali caselli autostradali, ma apparecchiature che rilevano le targhe delle auto per il costo del pedaggio. I cittadini devono avere la serenità anche di poter capire come funzionano le esenzioni, perché non ci saranno i caselli, sarà un sistema free flow, quindi ci saranno dei portali di fatto, ma in questo hanno già dato disponibilità anche i sindaci per far sapere ai cittadini come ci si deve comportare. Gli scontri di sabato a Vicenza tra centri sociali e polizia potrebbero avere ripercussioni anche a Treviso. C'è una convenzione che quindi è a scadenza, di sicuro questi comportamenti non aiutano in un processo di rinnovo. I violenti scontri di Vicenza tra i centri sociali che contestavano la presenza a Fiera Oro del padiglione israeliano e le forze dell'ordine, sfociati in 5 denunce, 3 delle quali a carico di attivisti trevigiani, tra loro la portavoce storica del Django Gaia Righetto, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco tenuto vivo da chi all'ex caserma di via Monterumici punta da sempre a far concludere l'esperienza dell'Open Piave che coinvolge collettivo ZTL e Università di Ca' Foscari. La convenzione scadrà nel 2025 e quella per Cassugana sarà l'occasione per mettere la parola fine alla presenza del centro sociale. Questa almeno l'intenzione. Dispiace francamente che buttino via quanto di buono stanno cercando di fare con le loro azioni attraverso queste manifestazioni che sono violente, che sono dei veri e propri reati, tant'è che ci sono anche delle denunce in corso. Condanna alle violenze la consigliera comunale del PD e avvocato Antonella Tocchetto, di cui i singoli risponderanno ognuno per sé, dice, ma questo non deve influire sul futuro di un'esperienza che si è rivelata positiva. Non si può assolutamente mettere invece qui a Treviso in discussione la questione dell'Open Piave, è un progetto che è nato con la Giunta Malinildo, che sta funzionando molto bene, dove ci sono sia i ragazzi del Django, ma ci sono anche tantissime altre associazioni che ne fanno parte. C'è un lavoro sociale molto importante che ha riempito uno spazio che ricordo era abbandonato, pieno di sterpaglie, è stato ripulito dai ragazzi e quindi insomma è una azione fatta da loro che va non solo mantenuta, ma sicuramente il progetto deve durare anche per i prossimi anni. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per parlare della nuova soglia ISEE, delle nuove regole per il calcolo dell'ISEE. È caos soprattutto tra le persone che vivono sole. Di fatto i figli dai 18 anni fino a 100 anni rientrano nel nucleo familiare, quindi vengono attratti dai genitori nel momento in cui sono non conviventi, non hanno figli e non hanno redditi. Sono migliaia i trevigiani potenzialmente interessati dal cambio delle regole per il calcolo dell'ISEE che torna al periodo pre-2019 quando il governo Conte varò il reddito di cittadinanza. L'effetto però riguarda tutti quei bonus che scattano proprio in virtù dell'indicatore della soglia economica, dallo sgravio per le bollette ai servizi comunali. I casi sono molto concreti, quelli che più rischiano sono i cosiddetti single, categoria molto ampia e variegata. Il cinquantenne piuttosto che il
il sessantenne appunto non convivente con i genitori, da solo, senza figli e senza reddito, poteva fare nucleo a sé stante e quindi ISEE da solo. Oggi invece la novità è che con gennaio 2024 questa situazione purtroppo viene proprio ribaltata e quindi abbiamo necessità di richiedere anche i redditi dei genitori se viventi. Va ricordato che sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. La situazione ai CAF è particolarmente caotica anche perché in ballo, oggi come oggi, c'è anche l'erogazione del reddito di inclusione, tante le persone non più giovanissime agli sportelli. Dare questa comunicazione di portare all'appuntamento successivo anche i redditi dei genitori se viventi, diciamo che ha un impatto sulle persone decisamente importante. Di stupore e, ripeto, a volte magari anche di difficoltà stessa nella gestione di alcune situazioni familiari, per cui non è facile dover andare a richiedere redditi e patrimoni di soggetti con cui magari le relazioni possono per qualche motivo anche non essere buone. Ritorniamo alla cronaca. Un grosso cervo maschio ha rischiato di morire nelle gelide acque del canale Brentella a Volpago del Montello. Provvidenziale a salvargli la vita l'intervento dei carabinieri del nucleo forestale di Volpago del Montello, che ha operato insieme ai vigili del fuoco di Montebelluna. È stato salvato in via Fra Giocondo. E continuiamo a parlare di animali selvatici. C'è un bilancio molto particolare. C'è anche Elsa, esemplare di lupa delle montagne bellunesi, tra i 2.387 animali recuperati, curati e restituiti alla natura dal Centro Recupero Animali Selvatici della provincia di Treviso. Lei fondamentalmente era arrivata quasi in coma, era completamente cieca. Abbiamo fatto le prime cure. Dopo 8 giorni circa, quando abbiamo visto che comunque cominciava a deambulare, ad essere presente, vigile e ad alimentarsi, l'abbiamo liberata a Belluno, sempre nel letto del Piave. 90 volontari attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il CRAS nel 2023 ha svolto più di 2000 interventi per ben 93 specie differenti di animali. 8 le più frequenti. Al primo posto il riccio con più di 517 esemplari feriti recuperati. È un centro che presta attività di assistenza sanitaria, quindi cura, riabilitazione e poi reinserimento dell'animale nel suo habitat naturale. Sono gli investimenti stradali la principale causa di ferimento o difficoltà, traumi che portano molto spesso a fratture negli animali e che possono essere fatali. Ci troviamo anche di fronte a gente che, non sapendo cosa deve fare, magari lo porta a casa, lo mette dentro una gabbia, gli dà qualcosa da mangiare ed è sbagliato. La cosa fondamentale è quella di chiamare prima possibile. Ho una squadra sempre reperibile, durante il giorno, abbiamo 3 turni giornalieri, quindi durante il turno io ho una squadra reperibile, comunico alla squadra il logo dell'intervento, la squadra esce e recupera l'animale. Ha lasciato nei giorni scorsi il servizio attivo il luogotenente carica speciale dei Carabinieri Francesco Piazzolla, che negli ultimi 8 anni ha ricoperto l'incarico di responsabile per i Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Treviso, ricevuto dal comandante provinciale colonnello Ribaudo, che a nome dei colleghi gli ha espresso il sentito ringraziamento per l'opera svolta. Il luogotenente Piazzolla ha ricevuto analoghe espressioni di apprezzamento e cordiale saluto da magistrati operatori del Palazzo di Giustizia di Treviso. Si è insediato oggi per la prima volta nel comune di Ponte di Piave il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un traguardo raggiunto grazie al lavoro e alla collaborazione fra l'amministrazione comunale e l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, un progetto che rientra nelle attività di educazione civica, uno strumento, queste le parole della sindaca Paola Roma, attraverso cui possiamo avvicinare le giovani generazioni a diventare più consapevoli, propositive e partecipi verso il nostro territorio. Queste le parole di Paola Roma. E noi adesso andiamo a Zero Branco, dove è in corso la 30ª edizione della mostra del radicchio. Speriamo di arrivare a 4-5 mila persone anche quest'anno.
Fino a domenica Azerobranco celebra il radicchio rosso di Treviso nella mostra allestita nel grande stand di Via Fermi. Un'annata non semplice per gli agricoltori. Le gelate tardive hanno penalizzato il prodotto in termini di peso, ma non di qualità. E il tardivo IGP si conferma una delle eccellenze del territorio grazie anche al lavoro delle Proloco. Un'edizione qualsiasi, quella appena inaugurata, ma un traguardo raggiunto con impegno e sacrificio. 30 anni è un traguardo importante, sì, perché io mi ricordo che le prime erano difficili, adesso negli anni abbiamo trovato la struttura e c'è tanto da lavorare e gli agricoltori ci danno una mano, però il lavoro è duro, il radicchio è il lavoro più duro che possono avere i nostri produttori. Volevo ringraziare tutte le Proloco, a partire da quella di Zero Branco, che si sta anche certificando oltre che sul peperone anche sul radicchio rosso come sagra di qualità, ma per ringraziare tutto il mondo delle Proloco, perché grazie a loro noi diamo un'attrattività importante a questo territorio. Prodotti tipici che per le comunità da cui hanno origine significano anche un legame con la propria storia e la propria terra. Ho un nipotino che è nato a New York e che vive a Ginevra e che ogni inverno si aspetta che arrivi dal nostro territorio il pacco con il radicchio del nonno. Per lui quello è il collegamento con la famiglia di origine che magari non sempre ha la fortuna di vedere e di incontrare. Andiamo adesso a Belluno. Olimpiadi 2026, c'è l'ufficialità via libera della Commissione Simico all'appalto per la realizzazione della pista da bob a Cortina che potrebbe ospitare le gare olimpiche. La società infrastruttura ha giudicato la gara alla Pizzarotti di Parma e si legge in una nota ritiene l'opera fattibile nei modi e nei tempi previsti nello stesso bando come indicati dalle federazioni internazionali. Sempre oggi un altro importante via libera è arrivato dal Consiglio provinciale di Belluno che ha approvato all'unanimità, non senza dibattito, la fattibilità della variante di Longarone entrata nel pacchetto Olimpiadi e interamente finanziata dallo Stato. L'opera era già prevista per i mondiali di Cortina 2021. Il tracciato della 51 di Alemagna sarà bypassato da una variante che inizierà in corrispondenza dello svincolo A27 a Pian di Vedoia. Si svilupperà in destra Piave e superato l'abitato di Castellavazzo tramite viadotto si innesterà nella galleria di Termine. A proposito di viabilità ci spostiamo, chiusura e limitazioni in Valsugana stanno mettendo a dura prova tutto l'Alto Veneto, compresa la montagna bellunese. Si intervenga in tempi rapidi, l'appello della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Loren Berton che si rivolge a tutte le istituzioni vicentine, bellunesi e trentine in particolare di vigilare e cooperare al massimo delle loro capacità. Questo stop mette a nudo i tanti problemi del nostro sistema viabilistico che necessita di un tagliando complessivo e di una potente iniezione di risorse, afferma Loren Berton, che aggiunge non bastano soluzioni tampone ma una nuova stagione programmatoria. Le risorse, se c'è la volontà politica, si trovano e come imprenditori siamo sempre pronti a offrire il nostro supporto operativo. E a proposito di lavori pubblici, di cantieri, sono cominciati i lavori del nuovo Pala de Massa. Nuovo De Massa, in un arco di tempo relativamente breve, sarà una struttura importante per le società sportive bellunesi che vedranno praticamente raddoppiati gli spazi a loro disposizione. In 400 giorni, scattati da ieri, il Pala de Massa vedrà sorgere la sua replica. 2,5 milioni il costo, di cui solo 200.000 euro verranno dalle casse del Comune. Il resto arriverà grazie al PNRR. La nuova struttura adiacente non sarà altrettanto grande e non avrà tribune, ma permetterà di duplicare l'offerta per gli allenamenti. È il secondo cantiere che parte dei 13 approvati in giunta, quindi stiamo facendo un gran bel lavoro. Sotto l'aspetto delle opere pubbliche siamo avanti. Quanto è utile e quanto è necessario? Tutte e due, nel senso che è utile perché le società sportive che ci sono dentro, a cui gravitano attorno centinaia di ragazzi, hanno necessità di avere gli spazi adeguati per le loro attività se vogliamo far crescere lo sport. Per il resto ovviamente ci sarà la disponibilità anche per altre società sportive che al momento operano all'interno del De Mas 1 con una serie di difficoltà anche per spostare gli attrezzi per fare le cose, quindi ambedue le parole. Il raddoppio del De Mas comporterà la perdita di alcune decine di posti auto e ha reso necessario l'abbattimento di 2 file di alberi.
dei quali però alcuni erano ammalati e li si sarebbe dovuti abbattere comunque. Per i parcheggi abbiamo optato per il MOI, il parcheggio MOI in via Feltre, e per il parcheggio di Lambioi con le stesse caratteristiche per gli abbonati di questi parcheggi. Certo ci sono un po' di difficoltà, ma è indubbio che a questo si va incontro, insomma alla fine saranno una trentina i posti persi, dai 30 ai 40 posti persi. Adesso è l'area di cantiere che ne richiede di più e ovviamente un po' di disagi, un po' di pazienza. E a grandi passi ci avviciniamo alla celebrazione della giornata della memoria che quest'anno Belluno ricorderà con un'iniziativa di grande valore culturale, civile e civico. Uno sguardo diverso sull'Olocausto, la storia di Terezin, la città a circa 100 km da Praga, riservata agli ebrei e artisti che dopo 10 ore di lavoro per i nazisti, la sera per i loro aguzzini facevano musica e teatro, cantavano e leggevano poesie. L'arte come strumento per restare umani. Paola Bordignon, con la sua presenza autorevole, racconterà Le bambine di Terezin mercoledì prossimo alle 11 al Buzzati di Belluno, un recupero della memoria per le nuove generazioni. Credo che sia un grande messaggio nei confronti della popolazione bellunese, specie giovanissima, ispirato ai valori della tolleranza, della fraternità e della pace. In questo senso la cultura è un'arma formidabile, come ha riferito pochi giorni fa Mattarella. Arrivare nelle coscienze di ognuno di noi, sconfiggere il germe dell'intolleranza e ricordare gli orrori e gli errori del passato. L'iniziativa di grande valore culturale, civile e civico sposata dall'assessorato alla cultura di Palazzo Rosso è una proposta del Circolo Cultura e Stampa Bellunese che per la giornata della memoria 2024 lo scorso novembre invitò a Belluno la senatrice Liliana Segre. Un ultimo sforzo, chiese il presidente Luigino Boito, nella consapevolezza della decisione irrevocabile della senatrice di passare il testimone, di chiudere la lunga stagione di testimone della memoria dopo la Lectio Magistralis del 9 ottobre 2020. Oggi incalza di nuovo l'attualità devastante, dolorosa e terribile ed è un richiamo a celebrare il 27 gennaio con ogni mezzo. È un momento in cui bisogna ricordare Primo Levi, che quando ha scritto quella poesia Se questo è un uomo, diceva: voi che tornate a casa la sera tranquilli e liberi, ricordate quello che è successo con la Shoah. Perché se non lo ricordate vi si sfaccia la casa, che la malattia vi tormenti, che i vostri nati non rivolgano più lo sguardo ai vostri volti. Il ricordo un dovere per gli uomini liberi, il messaggio che attraverso la cultura sarà rivolto ai giovani studenti dell'ultimo anno delle scuole medie e delle superiori. Al Buzzati, platea già esaurita, con posti disponibili in galleria. È tutto anche per questa edizione, sia da Treviso che da Belluno. Buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Si profilano giornate di tempo stabile e asciutto grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 gennaio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sui rilievi. Fino al mattino possibili foschie o banchi di nebbia. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime tra 7 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso, tuttavia in pianura nella notte fino al mattino saranno possibili delle foschie. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato o velato con annuvolamenti specie dal pomeriggio sera. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna.
Lolato, soluzioni per star bene.